Stiamo vedendo anche un sacco di peculiarità locali, cioè c'è questo quadro generale che accomuna molto, stupisce vedere Somos Españoles nel 2000, no? Questa rivendicazione della nazionalità, dell'identità nazionale, ma proprio ecco, il nemico sembra essere un nemico comune, quindi l'immigrato, le donne, però in Spagna c'è una peculiarità importante, che il nemico è anche il nemico interno. È stato il basco, oggi è il movimento catalano, almeno per le formazioni neofasciste. Mi risulta che Vox abbia costruito la sua fortuna elettorale cavalcando la crociata anti-indipendentista. Questa è una peculiarità, diciamo, tutta vostra, su cui magari ci puoi raccontare un po' qualcosa, anche se il tema indipendente nella tua ricostruzione tra Lega Nord e sviluppo eccetera è interessante vedere come diventa un partito nazionale e quindi di destra, sarebbe da approfondire, ma vediamo la Spagna. Bé, abans de res cal dir que la dictadura de Franco era una dictadura ultranacionalista espanyola. Els que parlàvem català, gallec, basc, no podíem viure tranquil·lament amb la nostra llengua. Per tant, els moviments nacionals de les diferents cultures de dintre de l'estat espanyol, la seva reacció durant el franquisme i després del franquisme fou antifeixista. Fou una oposició al règim reivindicant la pròpia cultura com a arma contra el nacionalcatolicisme nacionalista espanyol que era el franquisme. Franco deia una frase que és molt important recordar: Espanya antes roja que rota. És una frase molt clàssica del franquisme, no? Però entronca amb el que passa ara. Efectivament, durant molt de temps van ser els bascos, al voltant del conflicte armat, al voltant d'ETA, lògicament hi havia morts, hi havia violència, i Espanya va treure tota l'artilleria política per relacionar nacionalisme basc amb terrorisme. Finalment, ETA va deixar de matar i el conflicte sembla que almenys a nivell de violència s'ha acabat. Però va donar molts bons resultats. A Catalunya, tot i ser un procés democràtic, sense zero violència, zero morts, s'ha emprat una violència extrema, no violència física, que sí, que tots l'hem vista, sinó un rearmament ideològic d'Espanya brutal. Brutal. Vaig a posar uns vídeos molt curts, vaig a tallar-los, però us vaig a contar, ok? Esperamos todos que el Estado, que tiene la legitimidad y tiene también la fuerza, acabe con el golpe secesionista que se está gestando en estos días. De momento el Estado no ha sido todo lo contundente que buena parte de los españoles desearíamos, porque muchos españoles desearíamos que aquellos que han insultado... Bueno, ràpid. Líder de la Falange, el partit de Franco, del franquisme. Es veu poc aquí, però hi ha milers de persones a Saragossa. 2 d'octubre de 2017, un dia després del referèndum. Líder de la Falange. Fent una crida ultranacionalista contra Catalunya, dient que n'hi ha que tancar els que han fet el referèndum. Vaig a fer uns vídeos molt ràpids i comentes. Això és València. Tanta roba has de ser. Això és València, el vídeo. És una manifestació a València, la ciutat d'on jo visc, igual que a Mallorca, que no són Catalunya a nivell administratiu, però parlem català. I els que parlem català fem actes i manifestacions donant suport moltes vegades al que està passant a Catalunya i altres vegades simplement reivindicant la llengua i la cultura. 9 d'octubre, un mes després del referèndum de Catalunya.
no, un mes no, una setmana després del referèndum. Manifestació tradicional des de la transició. Ok? Se han producido momentos muy tensos, enfrentamientos y brutales agresiones. Los antidisturbios han tenido que intervenir ante esos ataques. Los agresores que han realizado la manifestación son simpatizantes de grupos de extrema derecha. Bueno, cero policía, solo uno aquí. Vía lliure a neonazis. Estos son ultras de fútbol del València. Agermanats amb els de Milán. Okay? Es diuen Curva Nord, igual que a Milán. Són de l'Inter, no sé de quin d'això. Estan agermanats, tenen molt bona relació. Van venir de cacera als manifestants. Entre ells jo, estava aquí. Vaig a posar un vídeo molt... Vuoi tradurre? Perché... Sì, tradueix. Perché diventa tanto. Sì. Molto tanto. Allora, un piccolo appunto, la dittatura di Franco era super nazionalista, quindi le tre lingue ufficiali, quindi basco, catalano e gallego, erano totalmente proibite, cioè in qualsiasi espressione, cioè anche banalmente le lapidi, questo è un esempio che aggiungo io per fare intendere, era assolutamente proibito. Quindi una volta finita la dittatura, la reazione antifascista a questo regime qual è stata? La reivindicazione culturale di queste tre lingue e di tutto ciò che questo comportava. E uno dei motti più diffusi di Franco era la Spagna prima rossa che rotta. Questo per dare un'idea di quello che ad esempio sta succedendo adesso, che c'è un governo socialista, quindi teoricamente di sinistra, quindi rosso, ma che ha aperto al dialogo, ma assolutamente rifiuta di dare la possibilità di un referendum concordato con la Catalogna. Quello che diceva prima Rossella, prima c'era il conflitto con i baschi, che era un conflitto armato, quindi c'era ETA, c'erano i morti, c'era il terrorismo, poi ETA ha smesso di uccidere, adesso il conflitto sembra si sia chiuso. Era un conflitto molto violento. Il conflitto catalano è molto diverso perché è un conflitto molto pacifico e pacifista, soprattutto dalla parte dei catalani, che però riceve una risposta da parte della Spagna, dello Stato, molto violenta, e questi sono dei video che lo provano. Il primo video, quello del comizio, diciamo così, del leader della Falange di Saragozza del 2 di ottobre 2017, il che significa il giorno dopo del famoso referendum che si è celebrato in Catalogna, dove sostanzialmente i simpatizzanti della Falange, i cosiddetti unionisti, cioè quelli che sono per l'unità della Spagna, già chiedevano che i leader, come dire, chiamiamoli separatisti catalani, venissero chiusi o messi in carcere. Mentre il secondo video è quello di appena una settimana dopo, sono degli scontri a Valencia. Valencia, diceva Michel, non appartiene alla Catalogna a livello geografico, ma a livello culturale sì, difatti Michel parla catalano. E sì, l'aggressore fa parte di un gruppo di estrema destra ultra gemellato con la Curva Nord, ma penso si sia capito. Qualche minuto, poi dopo facciamo il serio. El problema amb el relat, hi ha un problema gran sobre el relat del que està passant a Catalunya, i l'estat espanyol i les forces polítiques principals, Partit Socialista, Partit Popular i part també de certa esquerra espanyola, ¿vale? La dreta evidentment, però part de certa esquerra, no tota, evidentment, lògicament no, però una petita part, ha comprat el relat de que Catalunya no té dret a celebrar cap referèndum, i no només això, amaga
qualsevol vinculació de l'extrema dreta en la campanya de violència i d'assetjament que estaven actualment a Catalunya. Vale? Actualment a Catalunya estaven grups organitzats dedicats a contrarrestar tota la propaganda en favor ja no només dels presos polítics, reivindicant la solidaritat amb els presos, i hi ha moltes sospites de que hi ha certa guerra bruta d'ocultament dels mitjans de comunicació que no diuen que molts d'ells són membres de grups neonazis, d'extrema dreta, feixistes, i a més se sospita, no tinc la prova aquí, però hi ha notícies de sobre, que hi ha serveis secrets, policia, a dintre d'aquests grups. Vale? Estan fomentant tot això. També a Espanya no s'explica la violència dels grups d'extrema dreta que està havent i que ha hagut durant les manifestacions contra la independència de Catalunya. Vale? I us vaig a posar unes quantes. És tot premsa estrangera. Russia Today, no premsa espanyola, Bueno, podria estar més temps, i vaig a posar un altre vídeo molt curt, però de debò, sí, l'últim. Això passa de gent independentista que és atacada per grups espanyolistes, ok? Sabeu què passa quan arriba un grup d'extrema dreta a una manifestació independentista? Un grup d'extrema dreta que diu simpatitzar amb la causa independentista. Sabeu què passa? Això. Són representants de, em sembla que era de la Lliga, no de la Lliga, o d'algun moviment d'extrema dreta, De la Lega Norte. no sé si era de la Lliga o d'algú, van intentar venir a donar suport a la independència, van ser expulsats. Ah sì, questo è l'episodio di... L'11 de setembre 11 de setembre. va ser la Lliga, Ok. sí, era la Lliga Norte. Però in Italia girava la voce che Borghezio era andato... Sì, Los video i si stanno in YouTube. Non hanno raccontato in Italia che era stato buttato Beh. fuori. No. Los videos stanno in YouTube. Ok? Traduci? Raccontatecelo però. Sì. Traducilo un po'. Allora, faccio un riassunto perché... Che poi- Allora, qual è il discorso? Che non solo il Partito Popolare, ma anche il Partito Socialista, che è di sinistra ed è attualmente al governo, Pedro Sánchez, eccetera, ma anche una certa sinistra spagnola, adesso aderisce e in qualche modo ha comprato questo racconto in cui sostanzialmente la Catalogna non ha diritto a un referendum di autodeterminazione concordato con lo Stato spagnolo, ma oltretutto c'è in qualche modo in atto una sorta di campagna, operazione di occultamento di tutta questa violenza di estrema destra che c'è in Catalogna, che continua ad esserci da appunto il 1° ottobre 2017, e questi sono solo alcuni esempi. I video vengono tutti da manifestazioni indipendentiste
che generalmente sono pacifiche perché è un movimento molto pacifico, e questa in particolare è tratta dalla diada dell'11 settembre 2018 di quest'anno, dove una delegazione della Lega Nord è andata ingenuamente dando supporto alla causa, e il coro dice fuori forza Bueno, ocupación. estaban llenas mozos, pero estaban en una barrera para que no pasaran. Sì, sostanzialmente gli altri manifestanti, avendo riconosciuto il simbolo della Lega Nord come appunto il partito di Salvini, li ha spinti via, li ha respinti. Quindi il punto è che appunto sulla stampa italiana è arrivata la notizia che la delegazione della Lega Nord era andata in Catalogna e fine, ma non era arrivato il finale, che appunto erano stati respinti. Un altro particolare che faceva notare Michele, e chiudo, è che tutti questi video, tutti questi materiali o sono amatoriali o sono media esteri, perché appunto i mezzi di comunicazione, quelli spagnoli se non altro, appunto aderiscono sempre a questo racconto che fanno appunto i partiti eccetera. Quindi io ripasserei. No, non ho bisogno del No? microfono. Basta. No, nel senso che adesso credo che ce ne sarebbe da parlare ancora per un paio d'ore, ma non abbiamo il tempo e la resistenza. Io mi terrei questi ultimi 15-20 minuti massimo, alle 8 dobbiamo lasciare, vero? Per delle domande dal pubblico, delle osservazioni, dei commenti. Io ne avevo altre 10 domande, ma fa lo stesso la prossima volta, magari a Valencia, non so se volete ripetere a Valencia. Ci spostiamo. Io avevo una domanda per Miguel, ma tu non le hai prese lì perché giravi il video oppure erano tuoi video? No. Ah, ma tu eri lì? No, Eri quello che si picchiava en e Valencia quello che a un sì. certo punto prende a A pugni Valencia uno? sì. A Valencia c'era. En Valencia sí. Y fue... Sta qui. No, una cosa che poi mi ha colpito, a parte le battute, è che io tra le tante sventure della mia vita c'è stata quella di aver dovuto seguire la Lega per la Repubblica, il mio giornale. Però è stata un'esperienza interessante perché era la prima Lega, quella di Bossi, di Maroni, che era la Lega persino antifascista, una Lega che diceva mai con Le Pen, mai con i sovranisti, mai... Ed era una tribù divertente da raccontare per chi fa il mio mestiere. E ricordo che all'epoca la Catalogna per i leghisti era una specie di terra promessa, cioè il loro sogno era quello di diventare la Catalogna italiana, cioè che la Padania diventasse la Catalogna italiana. Ora, quella delegazione di cui ricordo ovviamente la presenza, io credo che fossero non solo dei temerari, ma anche, come dire, delle pecore uscite dal gregge della Lega di oggi. Perché di fatto, e questo è un paradosso interessante, la Lega oggi è dalla parte dei nazionalisti, è dalla parte dei governi centrali, e quindi la Lega che un tempo sognava la Catalogna, l'indipendenza, sognava di distaccarsi dallo Stato centrale, da Roma, diceva Roma ladrona, poi hanno finito per rubare anche loro più degli altri, ma insomma questi sono dettagli. E hanno smesso di parlare di Catalogna, quindi queste delegazioni dovranno davvero essere degli indiani usciti. Era Borghezio, che Certo, capitava. Borghezio No, tra lui l'altro. non è andato lui alla Non fine. è andato lui. Vabbè, i Ha suoi mandato uno amici. di livello inferiore. Borghezio però poi è lo stesso. Erano tre. Borghezio è lo stesso che non solo che ha fatto il patto con Casa Pound, ma che a Milano è la cerniera tra la Lega di Salvini Esatto. e i neonazisti di Lealtà Azione, che si ispirano ai signori di cui parlava prima Miguel, a Leon de Grelle, a Codreanu, eccetera. Quindi diciamo che Borghezio insomma, segue dei percorsi e allora questa cosa della Lega fa molto pensare, perché il fatto che non parlino più di indipendenza, non parlino più di è ovviamente il segno dei tempi. Quindi la Lega oggi è di fatto un partito nazionale, nazionalista, centralista, che difende i confini del paese e a cui non frega più nulla del fatto che l'indipendenza, la richiesta di autodeterminazione di alcuni popoli, di alcune aree di un paese possa essere una causa politica spendibile. Quindi in questi video, nel racconto di questa
delegazione c'è una contraddizione che attraversa la storia di questo partito, che in qualche modo interroga tutti noi.